insegnato che nella vita quotidiana si manifestano le opere di Dio. Ce ne ha dato testimonianza, ha vissuto questa certezza e ce ne ha dato testimonianza, una testimonianza convincente. In fondo lui ha affrontato e ci ha insegnato ad affrontare la quotidianità, cioè affrontare le situazioni normali, ma ad affrontarle convinti che lì si opera la potenza di Dio. Ha fatto cose più grandi di lui. Ancora una bella giornata qua al villaggio, giovani, i premi ai medici, a una scuola. Crediamo di far contenti noi stessi quando facciamo delle cose belle, seguendo il bene che Don Nando ci ha insegnato. Il Vescovo ha sottolineato, non l'ha detto, l'ha fatto. C'è anche il modo per rinnovare sempre l'amicizia in una giornata come questa per il villaggio. Sì, questo è il senso della presenza di tante persone che hanno conosciuto personalmente Don Nando, che l'hanno apprezzato, l'hanno seguito, hanno pregato con lui, diciamo si sono appassionati delle cose di cui lui sapeva suscitare passione, cioè le persone che hanno più bisogno, quelli che la società meno aiuta. E questo li porta a una memoria viva, a una memoria operosa, non soltanto a un ricordo vago, diciamo che poi nel tempo si disperde. E molte persone stanno aspettando i risultati della causa di beatificazione. Mi hanno detto informalmente che forse entro l'anno qualcosa, un passo decisivo avverrà, e vogliamo sperarci davvero, perché sarebbe la conclusione della fase diocesana diciamo un segnale, una tappa importante. Poi il resto, mi diceva la nonna della ragazza diciamo di Cesena, per cui è stata premiata la classe dei suoi compagni, mi diceva: io ho già pregato Don Nando perché faccia il miracolo per mia nipote di restituirla pienamente alla salute completa, anche se, voglio dire, ha fatto dei grossi progressi. Certo le intercessioni, le domande sono molte, Don Nando avrà il suo bel fare da scegliere, il Signore gli dirà da che parte, diciamo, far pesare l'ago della bilancia, ma tutti noi siamo contenti. Il miracolo grande è che il bene sia più forte del male e che la gente ci creda, e che il bene concreto è proprio quello che si fa educando, che si fa appassionando i ragazzi, che si fa seguendo i disabili, che si fa seguendo lo sport. Ecco, tutto il bene concreto, quotidiano, che magari non fa molto rumore e ogni tanto porta dei risultati un po' più straordinari, ma quello quotidiano è il grande bene, il bene nascosto, la foresta che cresce, che non fa rumore, ma vogliamo dire che il bene è possibile e che il bene ha tutta la forza di Dio. Questo, con il guizzo dei suoi occhi e con la velocità delle sue esecuzioni, Don Nando ci ha insegnato. Una classe normale di alunni che in seconda media a gennaio dello scorso anno conosce una dura realtà allorquando una grave malattia colpisce una loro compagna. Nella classe scatta un'immediata solidarietà, manifestata in un primo tempo con lo stare vicino a lei, con messaggi quotidiani, poesie e racconti, visite costanti in ospedale, stessarle accanto e tenerla per mano. Assegnato a questi alunni vuole mettere in evidenza il loro impegno e la loro giovanile dedizione, espressi con piccoli, semplici gesti di bontà e con discrezione e nel silenzio, nello stile di Don Nando. Come avete conosciuto il premio Bontà di Don Nando? Allora, devo essere sincera, vero? Casualmente, perché a fine percorso scolastico volevo premiare in qualche modo questi ragazzi per la collaborazione che hanno dato in questa vicenda, che avevano dato. Quindi ho cercato su internet se fosse esistito insomma un premio
adatto a questa cosa, e quindi abbiamo inviato una lettera dove abbiamo raccontato la storia. Tutto qui. Tutto successo l'anno scorso, quando ci siamo salutati per le vacanze di Natale, e il 5 gennaio mi chiama la mamma per raccontarmi che Caterina aveva subito, insomma, gli esiti di una pesante emorragia, e con un intervento, e le avevano dato poche ore di vita. E in realtà poi Caterina è rimasta in coma dei mesi, sempre con la paura che potesse accadere il peggio, e poi si è ripresa, e l'abbiamo capito dal fatto che ha aperto gli occhi, poi non si muoveva, poi ha cominciato a muovere un occhio per dire sì oppure dire no, poi un dito, un piede, piano piano una parte del corpo ha cominciato a muoverla. Ha cominciato a muovere un dito per parlare indicando su una tavoletta delle lettere, e intanto ha cercato di recuperare le forze ed è stata in grado di affrontare una chemioterapia. Ha fatto 2 cicli di chemioterapia, e noi le siamo stati vicino durante tutto questo percorso, andando a trovarla in ospedale con 5, 6, a volte 10, 12 ragazzini che improvvisavano dei giochi insieme a Caterina, e cercando sempre di coinvolgerla di più. Adesso Caterina riesce a parlare, con difficoltà, ma riesce a parlare, e sta cercando di imparare di nuovo a camminare. Mi sembra una storia commovente di cui tutti quanti avete sostenuto, e lei in particolare anche come professione. Certo, in un momento in cui si parla di bullismo, di atti di bullismo, queste cose qui la partecipazione dei nostri ragazzi ci ha fatto bene al cuore, e io voglio dire una cosa alla professoressa Serra, che mi ha insegnato che il tempo da dedicare agli altri non è mai abbastanza. Segnalazione speciale ex equo per il dottor Pierluigi Bruschettini, pediatra e neurochirurgo presso l'ospedale Gaslini di Genova. Ha impreziosito la sua professione tra le sale operatorie e i lettini dei piccoli ricoverati al Gaslini, con intuizioni originali, facendosi promotore di attività a sostegno delle famiglie e dei bimbi durante la loro degenza. Sono molto grato a coloro che hanno preso in considerazione quello che stiamo cercando di fare, che stiamo facendo, che faremo ancora meglio. È bellissimo, e ringrazio chi ha dato questa possibilità di essere ulteriormente nei vostri cuori. Stiamo realizzando ancora altre idee, e tutto ciò è possibile perché in alcuni momenti di debolezza capitano giornate come questa, nella quale i maestri che ci hanno preceduto, i relatori che sanno indicarci la corretta via, ci fanno capire che le difficoltà si possono superare facilmente. Grazie a tutti. Dottor Giorgio Dini, per 36 anni medico nel Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Gaslini. Grazie ai contatti con i sacerdoti liguri della missione a Santa Clara, Cuba, ha aiutato in prima persona varie famiglie cubane ad accompagnare in Italia i loro figlioli ammalati, per i quali erano necessari interventi di alta chirurgia e cure specialistiche non disponibili nella loro terra. Si è profuso per favorire personalmente l'arrivo dei bimbi bisognosi di interventi delicatissimi da Cuba al Gaslini. Ha inoltre avviato un progetto per uno scambio reciproco tra i medici del Gaslini e i medici degli ospedali cubani. Un premio molto significativo. Sì. Ma devo dire che subito ho pensato a uno scherzo, perché mi sembra di aver fatto cose molto naturali in cui credevo molto, e soprattutto non ero mai da solo, sono sempre stato aiutato dalle persone che ho citato, da mia moglie, dai miei colleghi, dai sacerdoti, dai missionari a Cuba, e
soprattutto ho ricevuto da queste famiglie cubane, devo dire, molto di più di quello che ho dato a loro. Pensate che praticamente settimanalmente le mamme mi mandano una mail di saluto per aggiornarmi, per dirmi come vanno le cose, e i bambini mi mandano le loro fotografie. Elian ha fatto la comunione la settimana scorsa, mi ha mandato la foto, e quindi è una ricarica continua. Com'è nato il primo contatto? Allora, il primo contatto è stato molto difficile, perché siamo stati con mia moglie a Cuba 3 volte. Il primo da clandestini, praticamente abbiamo incontrato il primario in sacrestia, tutti sapevano ma nessuno doveva sapere. Il secondo anno abbiamo avuto l'autorizzazione di entrare in ospedale, i medici assolutamente entusiasti, e il terzo anno siamo andati in 10 medici e abbiamo fatto una specie di mini congresso della durata di una settimana, e ora il momento più difficile è quello di far venire qui al Gaslini 6 medici, ognuno per un periodo di 3 mesi, per una formazione, quindi per proseguire, per dare loro quello che noi abbiamo imparato in tanti anni. Come al solito tanti premi e riconoscimenti per i nostri ragazzi. Oggi abbiamo consegnato le qualifiche del percorso triennale ai nostri ragazzi da operatore del legno, operatore elettrico e operatore meccanico. Un riconoscimento ufficiale e importante per la loro vita. Ecco, poi questi ragazzi adesso sono pronti per il mondo del lavoro oppure ancora possono sviluppare queste pratiche? Alcuni proseguiranno in un quarto anno o nella scuola statale o nei nostri percorsi IFP, alcuni di loro andranno a lavorare. Nessuno vieta ai ragazzi che entreranno nel mondo del lavoro di proseguire facendo un percorso di quarto anno col sistema duale. Che anno è stato quest'anno? Un bellissimo anno come tutti gli anni. Qualche particolarità? I ragazzi oggi in queste materie, in questa scuola professionale, come si trovano? Si trovano abbastanza bene perché i miei colleghi, noi tutti cerchiamo di appassionarli al mestiere, quindi una volta riusciti ad entrare nella loro voglia di far vedere quanto sono bravi con le mani, abbiamo fatto il nostro lavoro. Daniele, qua abbiamo un 100 su 100, bravissimo, complimenti. Grazie. È stato facile fare il terzo anno, mi sono impegnato, ho cercato di seguire tutti i corsi, e anche dopo la scomparsa di Elio, che è mancato l'anno scorso, e con il cambio di prof siamo riusciti ad andare avanti a finire questo percorso di 3 anni. Ecco, intanto è il modo per ricordare Elio che vi ha dato tanto. Sì, era un bravo prof. Verso la metà del secondo anno si vedeva che cominciava a non stare molto bene, e poi purtroppo è mancato alla fine di agosto, e al suo posto è venuto il professor Mazzarello che ci ha sostenuti fino alla fine del terzo. Ecco, qua tieni in mano un tuo lavoro, no? Questo è l'esame del terzo anno, e da un tavolino da ingresso, dove di solito viene utilizzato per appoggiarci delle chiavi. E adesso c'è stata la possibilità anche di portarlo a casa e di farlo vedere a tutti. Bene, complimenti. E l'anno prossimo adesso cosa farai? L'anno prossimo, se c'è la possibilità, farei un quarto anno come tecnico del legno qua al villaggio, e se non è possibile penso di andare a lavorare. Andrea, hai finito quest'anno, hai preso il diploma, una bella giornata anche per te, e la premiazione anche soprattutto. Sì, certo, dopo la conclusione di questi 3 anni è andato tutto bene, la premiazione è andata bene, sono felice e niente. Adesso cosa farai? Hai fatto meccanico? Sì, adesso proseguo la scuola, andrò in quarta a Chiavari a Lipsia. Contento di questa giornata e soprattutto di aver finito il terzo anno? Certo, sono contento di aver fatto questa esperienza qua, e adesso si va avanti e vedremo cosa si potrà fare più avanti.
Siamo con il signor Walter che ha preparato questo assado. Abbiamo cotto l'assado, era un po' caldo oggi, comunque ci siamo armati di coraggio e l'abbiamo cotto. Adesso è pronto, ci vorrebbe, se fossimo pronti per mangiarlo andrebbe proprio bene in questo momento. Ma sì, ma si vedrà che siamo pronti. Ma arrivate da Favale? Sì, da Favale, veniamo giù da Favale. Come avete fatto da Favale a venire a fare l'assado a Santa? Ma Fabrizio, ci ha scritturato Fabrizio e niente, bisogna obbedire. Poi per mordire è sempre un piacere comunque, in qualsiasi cosa organizzano, se possiamo, volentieri. Sono 5 pance. 5 pance. E i calcoli come sono stati fatti? 2 etti a testa, più o meno 2 etti a testa. Per un totale di persone? 300. 300? Sì, infatti è 70 kg, perciò siamo lì. Ma lei era solo o si è fatto aiutare? No, c'è mio figlio, c'è mia cognata, siamo in 3 o 4. Va bene, e quando avete iniziato? Oggi alle 3. Oggi alle 3. C'era ancora il sole, insomma, si sta meglio adesso. Sindaco, un saluto a questa bella serata. Ma credo che stiamo condividendo insieme un momento di svago in uno dei posti più belli e più segreti di Santa Margherita Ligure, che è anche un bel luogo in cui poter amicalmente confrontarsi su temi importanti e per uno scopo benefico importante, per cui mi sembra che sia davvero una bella serata qui a Santa Margherita Ligure. Fabrizio, di attore di questa serata. Ma è partito tutto il 16 dicembre quando avevamo portato degli ingredienti dalla nostra festa di leva che avevamo fatto all'auditorium e abbiamo conosciuto questa persona straordinaria che era padre Teobaldo. Io non avevo mai avuto questa fortuna qua e abbiamo avuto 2 ore intense di incontro, di parole, di cose. Poi io dopo 2 ore dico: padre, ci lascia fare una festa per il comitato, per i poveri. E lui ha accettato, ha detto sì subito, e questo mi ha fatto un enorme piacere. Poi abbiamo messo in moto questa macchina qua che non è stata semplice, la logistica, tutto, però ne è valso veramente la pena. Cioè, qua siamo una squadra di 50 persone e io devo dire un grazie ai cuochi, a tutti, perché ci hanno messo l'anima per fare questa festa qua e un cuore grande. La vostra maglietta verde? Sì. Questa è stata scelta anche per la serata, tema, un ricordo che ci porteremo nel nostro cassetto, nel nostro cuore. Era così, un piccolo omaggio per tutti i volontari. Hai messo insieme anche gente che ha cotto ad esempio l'assado, abbiamo scoperto che è di Favale. Abbiamo un po' messo insieme il Tigullio qua per fare questa festa qua. Io vabbè sono fontanino, gioco in casa magari con una fontana buona, però c'è veramente tutto il Tigullio qua e per il CAM si aprono porte che sono impensabili. Anche a Santa, dove abbiamo comunque avuto un grande supporto dal comune, col patrocinio, coi posteggi, il sindaco è veramente stata una persona anche lui straordinaria, abbiamo una persona, cioè tutto l'insieme è stato un aiuto per realizzare questo evento qua che è un po' particolare. Ecco. Bene, allora sindaco, buona serata e bisogna sostenere in qualche modo chi si occupa di sanità, anche perché oggi più che mai ci sono tante problematiche, no? Che comporta. Sì, il tema è un tema molto delicato, sul quale credo che sia sempre opportuno un confronto ad ampio raggio e sul quale credo si possa arrivare a delle soluzioni soltanto se sono soluzioni condivise. Lo spirito deve essere questo, deve essere ragionare tutti insieme a un tavolo di lavoro per riuscire a guardare avanti verso quello che è lo sviluppo della sanità ligure e della sanità del Tigullio, ma sempre con la logica di fare squadra. Siamo quasi alla fine di questa bella serata
è stata veramente eccezionale. Anche per me è stata veramente eccezionale, ma soprattutto si è confermata in me la gioia di essere insieme a persone ammirevoli per la loro gratuità e la loro generosità nel volere il bene degli altri, senza aspettare ritorni, donando completamente il cuore, al di là, come si dice, dello steccato, il bello viene dopo. Grazie veramente a tutti voi per questa grande sorpresa, non solo a nome mio lo dico questo grazie, ma anche a nome di tutta la comunità dei Cappuccini qui a Santa Margherita Ligure. Grazie di cuore. Voi però avete aperto non solo il cuore ma anche le porte. Abbiamo aperto le porte, vorremmo spalancare addirittura le porte del nostro cuore, perché anche il contatto con voi ha messo in evidenza come c'è un mare di sofferenza al quale prestare attenzione. La solidarietà tra noi persone umane è un patrimonio che non si deve assolutamente perdere, ognuno di noi ci mette la sua piccola parte. In fondo la cena di questa sera, bellissima, in questo scorcio di firmamento che si è trasferito in terra con queste luci che gli amici del CAM hanno voluto approntare, in realtà ricolma di gioia le nostre persone e di speranza. Forse il mio grazie più vero è questo. Grazie per aver risvegliato con questi momenti la speranza nei nostri cuori. Grazie. Ma lei conosceva già Giancarlo o vi siete conosciuti per questa occasione? Allora qui do una risposta alla maniera mia, cioè il Signore si diverte a farmi dei regali per me inaspettati, ma veramente, lo dico senza, abbiamo un'età nella quale non facciamo più complimenti. Veramente nella vita è incredibile come è bello incontrare, io ad esempio ho 80 anni, persone così giovani e così generose. È incredibile come nel mondo esistano le persone vere che amano gli altri, fine del discorso, tutto il resto è superfluo. Allora l'ho incontrato per grazia, il Signore mi ha voluto fare questo regalo, è soltanto nemmeno un anno che ci conosciamo, però quanto basta per dire, ah beh, ci siamo incontrati, non sarà facile slegarci. Grazie di cuore, grazie. Grazie. Giancarlo, che dire? Ma non puoi dire niente, quando parla Fra Teobaldo cosa vuoi dire? Ti lasci di stucco. Io voglio soltanto dire questo, che ci sopravvaluta. Noi non siamo nessuno, non facciamo nessuno. E volevo ricordare a Fra Teobaldo un detto genovese che dice: denari e santità, metà della metà. E io aggiungo ancora metà più della metà ancora. Allora sì, ti interrompo un attimo solo, non perdere il filo, né? Io mi aggancio a questo che tu hai detto. Denari, metà, sono io. Santità no, santità è tutta di qua. No, Giancarlo è un po' più francescano dopo questa cena. Ma per l'amor di Dio, siamo nessuno, granelli. Quindi io mi levo di cappello a questi frati, a questi fratelli cappuccini che hanno una storia gloriosa, che hanno alle spalle una vita complicata e di responsabilità è difficile. Quindi noi dobbiamo fare un passo indietro e inchinarci ai fratelli cappuccini. Ecco, dopo la reciprocità, no? Giancarlo credo che anche padre Teobaldo da ringraziare, abbiamo visto tante persone con la maglietta verde e lo stemma del comitato, capitanati da Fabrizio. Due parole anche chi ha dato una mano per questa serata. Guarda, io ho detto all'inizio che non si può parlare di miracoli in un convento, ma ho detto qui stasera accade un quasi miracolo, cioè
è difficile organizzare una serata di questo genere, ci vogliono delle persone coi fiocchi e il gruppo degli amici del CAM sono persone coi fiocchi. Solo con loro sono un'armata, sono una corazzata, come ti posso dire, e quindi puoi fare delle battaglie e le puoi vincere, e questa è una di queste. Ci salutiamo così. Ci salutiamo così, desidererei soltanto aggiungere questo: quando, come ad esempio voi, gli amici del CAM, ci si impegna sul piano della gratuità, si semina sempre dei germi di vita che durano per sempre, non hanno fine le conseguenze benefiche dei gesti fatti con un amore gratuito nella nostra povertà, come stiamo provando insieme a fare. Non hanno fine, bisogna crederci in questo. È come un trapianto del sangue: quando si dà il sangue non conosci nemmeno colui che lo riceverà, però a lui hai trasmesso vita, e quella vita che tu hai trasmesso, guarda che non ha fine, si trasmetterà ancora. E questa è una delle cose belle che mi hanno convinto di questa iniziativa del CAM. Grazie. Ecco, per concludere, rinnoviamo un pochino l'attualità della mensa giornaliera, no? 2 parole, chi volesse anche aiutarvi, è l'occasione anche per dirlo. Sì, abbiamo una piccola mensa, piccola perché i fratelli poveri che ci frequentano sono 25, 20, talvolta 30, in certi momenti anche di più. Qui alla mensa tutti i giorni un pasto che è quello dei frati, è un buon pasto, grazie a Dio, dove siamo tutti sostenuti dalle beneficenze di amici che incontriamo veramente generosi. Siamo di nuovo nel tema della generosità. Questa mensa ci dona soddisfazioni non solo perché riusciamo a dare da mangiare a chi ha fame, perché esiste ancora chi ha la fame, ma ci dà tanta soddisfazione perché stabiliamo delle relazioni per le quali addirittura mi permetto di dire, io chiamo la mensa la mia università, la nostra università di frati, dove andiamo ad imparare umanità da questi uomini o da queste donne che hanno non poco da insegnare a noi, se abbiamo voglia di apprendere. Questo è l'ambiente al quale siamo votati come comunità cappuccina, a parte le altre, come dire, espressioni di servizio nell'ambito del culto, della Chiesa. La mensa di umanità e la mensa di pane sono il nostro cantiere di lavoro, ma soprattutto la nostra scuola di umanità. In questo siamo particolarmente impegnati e progressivamente con tutte le mense dei conventi della Liguria. Qui colgo l'occasione per dire grazie a chi ci ha sostenuto e ci sostiene con grande incoraggiamento, con grande entusiasmo. Vedere un povero gioire quando è a tavola con noi è già un grande premio, e vedere poi persone che ritrovano la speranza della vita nelle ipotesi di lavoro, eccetera, è anche questo un altro enorme premio. Ci piace fare questo servizio che in realtà è semplicemente amore. Grazie. Bene, allora... E veder gioire frate Teobaldo ingioisce anche noi stessi. Grazie di cuore. Allora, salutiamo gli amici del CAM che hanno organizzato tutta questa serata, capitanati da Fabrizio. Salutiamo padre Teobaldo e tutti i frati cappuccini in questo bellissimo posto a Santa Margherita Ligure. Ricordiamo appunto della mensa per i poveri quotidiana, perciò teniamo vivo sempre l'aiuto. E poi salutiamo Giancarlo Mordini, che questa serata è stata motivo per il suo comitato. Grazie a tutti, salutiamo anche Emanuele Tiscornia dietro la telecamera e un arrivederci da Santa Margherita Ligure.